Le grandi manovre militari in Russia e Ucraina, gli obiettivi di Putin e la politica dell'Occidente. Le badanti ucraine, il lavoro nelle famiglie italiane e la preoccupazione per i propri cari in patria. Trattative per un accordo tra la Macedonia del Nord e la Bulgaria che sta bloccando la marcia europea di Skopje. La storia della Avast, società ceca che produce antivirus, fondata come cooperativa già prima della rivoluzione di velluto. La spiaggia di Varosha a Cipro, un gioiello turistico immobiliare ambito sia dai turchi sia dai greci. Lungo le frontiere tra la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina continuano pericolosi giochi di guerra. Vladimir Putin sta impegnando in gravose manovre invernali non meno di 100.000 uomini, una massa di militari e di ferro impressionante, una pressione sull'Ucraina che dura oramai da dicembre. Ogni giorno poi si registrano incidenti con morti e feriti lungo i fronti del Donbass, l'area dell'Ucraina controllata dai ribelli secessionisti filorussi. L'Ucraina risponde addestrando civili alla guerriglia e riarmando il proprio esercito con nuove armi arrivate dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e dalla Polonia. Soldati americani sono stati spostati in Estonia, Polonia e Romania. I governi di Washington, Londra, Varsavia e dei paesi baltici si dicono convinti che Putin stia preparando l'invasione dell'Ucraina. I servizi di spionaggio statunitensi e britannici hanno affermato che la Russia sta preparando dei falsi motivi, degli incidenti con soldati sotto falsa bandiera per poter invadere il vicino. Ma è vero? Putin vuole veramente invadere l'Ucraina? No, la Russia non ha nessun interesse a invadere l'Ucraina. La Federazione Russa ha due principali interessi. Il primo, mettersi a un tavolo negoziale con gli Stati Uniti da potenza a potenza e rinegoziare sia il ruolo della NATO, sia i confini, sia tutti gli accordi decaduti negli ultimi anni sul nucleare e sugli armamenti. Il secondo, riaprire un rapporto molto diverso con l'Unione Europea. Il presidente francese Macron, anche a nome dell'Europa, sta tentando di ricucire i rapporti tra il Cremlino e l'Occidente. Biden ha ricevuto alla Casa Bianca il cancelliere tedesco Scholz, ma qual è in questa partita a scacchi l'obiettivo minimo di Putin? Sterilizzare la situazione del Donbass, dare per scontato che la Crimea è russa. Questo potrebbe naturalmente creare dei forti conflitti all'interno della NATO, ma Putin è secondo me pronto a riconoscere anche delle posizioni NATO, purché compatibili con un sistema di sicurezza generale ai confini dell'Europa che la Federazione Russa richiede da tempo e che ora è arrivato il momento di definire. Putin propone un ritorno al vecchio sistema degli accordi tra superpotenze. Riprendere di nuovo le trattative su alcuni argomenti fondamentali dei rapporti tra potenze, il nucleare, il disarmo, i missili balistici. In questo c'è anche il fatto che la Russia vuole sedersi per prima come grande potenza, perché vi è anche la Repubblica Popolare Cinese che oggi ha tutti questi armamenti e deve essere coinvolta. La Russia forse vorrebbe rappresentarla e comunque vuole trattare per prima con gli Stati Uniti e vuole trattare sull'Europa per riuscire ad avere un confine stabile che riguardi non solo la NATO ma anche le postazioni militari e le basi nei paesi dell'est europeo e un rapporto economico diverso. Putin e il leader cinese Xi Jinping hanno mostrato questa comunità di intenti alla cerimonia d'apertura dei Giochi invernali olimpici. Un'alleanza che assume i contorni della concretezza con la firma per la fornitura del metano russo alla Cina e con gli accordi per lo sviluppo comune di nuove armi. La guerra, vista da lontano, vista con gli occhi di chi vive a migliaia di chilometri da casa, e lì ha lasciato gli affetti, come Tatiana, a Trento da 20 anni, il cuore però è ancora nella sua Ucraina. Ora che i venti di guerra hanno ricominciato a soffiare dalla vicina Russia, la lontananza si fa più dura. Vivere qui e sempre pensare che lì deve cominciare la guerra ancora più potente che c'è è una paura. Per i miei sorelli, perché ho 3 sorelle con famiglie e 2 fratelli con famiglie. E adesso che succede qualcosa non lo so cosa facciamo, anche dove si può scappare. 8 anni però che gli ucraini sanno cosa vuol dire la guerra dal 2014, dallo scoppio del conflitto in Donbass.
Le gente già si sono abituate anche. Sono già, perché 8 anni quasi. E hanno paura, però non hanno dove scappare. Aspettano, però non si sa, forse succede qualcosa che non succede questa guerra che Putin vuole fare. Paura, rassegnazione, ma anche un fiero orgoglio di chi è pronto a imbracciare le armi e difendere la propria patria. Se scoppia questa guerra, sangue e morti da tutte e due parti. Perché i nostri patrioti, i nostri ucraini dicono che non lasciano la terra. Non vogliono la guerra, noi non siamo andati a terra di un altro, loro sono venuti da noi, a nostra terra. E noi dobbiamo offendersi. Tra gli affetti che Tatiana ha lasciato in Ucraina c'è Oleg. Lui è militare, lontano dal fronte, a Leopoli, ma ogni giorno addestra civili alla difesa. Facciamo corsi 3 volte al giorno a tutti i tipi di persone, ragazze, giovani, pensionati. Il nostro popolo è stato sempre aggredito da qualcuno nella storia e siamo abituati a difenderci e siamo pronti. Anche se Leopoli è lontana dalla Russia, sappiamo che siamo il simbolo del nazionalismo e quindi un obiettivo per loro. Vicino al fronte, anzi lì dove passa il fronte, sono invece rimasti i cari di Olga. Lei è scappata dal Donbass nel 2014 con la presa del potere da parte dei separatisti e ora vive a Riva del Garda come rifugiata. Le telefonate con i suoi affetti come Olia non sono mai facili. Sono 8 anni che viviamo così, ci siamo quasi abituati. Sai, la cosa peggiore per noi che siamo qui è non sapere cosa succederà domani. Viviamo continuamente sotto lo stress di questa guerra, la gente che si spara l'un l'altro, i bambini che crescono qui e non capiscono perché. A Donetsk è rimasta anche l'anziana madre di Olga. Mia mamma dice se inizia di nuovo guerra, mia mamma voleva andare in Italia perché ha paura quando ha bombardato. Come lei, in tanti si preparano a lasciare, ma come lei, in tanti riconoscono nell'Ucraina la loro patria. Mio padre ucraina, mia madre russa. Mia nazionalità metà. E non lo so cosa fare questa situazione. Intanto, dice Olia da Donetsk, 8 anni di governo separatista hanno già cambiato molte vite. La gente non parla più come prima, sull'autobus ognuno sta in silenzio, in banca c'è solo una banca e basta. È come nell'Unione Sovietica degli anni '80. Salonicco è stata bloccata da una manifestazione organizzata dai sindacati degli autisti, dalle società di trasporto private e dall'Associazione delle guide turistiche. La città è stata attraversata da un'imponente colonna di pullman. Da inizio pandemia in Grecia, secondo gli organizzatori della manifestazione, il volume d'affari prodotto da escursioni turistiche in autobus è diminuito del 97%. Autisti e imprenditori chiedono al governo di Atene finanziamenti per imprese e sussidi per i dipendenti. In Grecia nel settore sono impiegate circa 25.000 persone. Questa città è stata chiusa nel 1974, oggi all'interno ci sono solo militari, ma è visitabile dalle persone civili pure. C'erano 45 alberghi, si dice che c'era un albergo di 7 stelle con i gradini dorate. Sofia Loren aveva una villa di 3 piani all'interno, c'erano 60 appartamenti e più di 3.000 posti di lavoro tipo uffici e negozi. Ornella non era ancora nata quando Varosha, gioiello del turismo cipriota, fu abbandonata dopo l'invasione turca, la fuga a sud dei greco-ciprioti e la divisione dell'isola in 2. Da un anno, tra le proteste dei greco-ciprioti, la spiaggia è stata riaperta con tanto di cerimonia che ha visto accanto il leader di Cipro Nord Tatar e il presidente turco Erdogan. Varosha è un quartiere di Famagosta, città che ha visto alternarsi nei secoli bizantini, veneziani, ottomani e inglesi. Tante le testimonianze storiche e i monumenti, tra cui spicca la cattedrale gotica trasformata in moschea. Figlia di padre italiano e madre turco-cipriota, una laurea in relazioni internazionali, una passione per il turismo,
Oggi Ornella è un agente immobiliare tra le più quotate. Per chi come lei ha sempre vissuto qui, Varoscia è più che una speranza. Se si apre ci saranno molti più lavori, molti più turisti, perché si chiamava la Parigi del Medio Oriente. C'erano tantissimi turisti e si dice che hanno trovato i libri di prenotazioni che erano tutti pieni fino all'anno 2000. Russi, inglesi, spagnoli e italiani comprano case e ville sul mare, attratti da prezzi vantaggiosi, tasse quasi inesistenti, costo basso della vita. Per un pranzo di pesce occorrono 5 euro, per un lettino sulla spiaggia 90 centesimi, a cui si aggiunge un tasso di criminalità tra i più bassi al mondo. Potete comprare una monolocale a 50.000 euro, potete prendere una casa con reddito garantito, tutto arredato, nuovo a 65.000 euro. Notaio non esiste, si paga solo 0,5% di tassa di bollo che si paga all'ufficio di tasse. A pochi chilometri da Varoscia, a ridosso della spiaggia di Long Beach, svettano le cime di 3 grattacieli, pronti entro 2 anni. È il più grande investimento immobiliare mai realizzato nella zona nord dell'isola. Sarà un resort di 7 stelle che avrà 7.000 metri quadrati di piscina, aree per sport, parco giochi, acquapark e un albergo di 5 stelle col casinò. E se i greco-ciprioti, le chiediamo, rivendicassero i terreni su cui sono costruite le proprietà in vendita e intentassero una causa internazionale, cosa potrebbe accadere a chi ha investito? Se un greco-cipriota vuole andare in causa, prima di tutto deve trovare tutti i proprietari di ognuno di questi appartamenti. Praticamente questo non succederà mai. In più siete sotto la garanzia del governo turco-cipriota, dunque non ci sarà quel problema. Nessuno, quasi, insomma, decide di avviare un contenzioso che sarebbe costosissimo e dai tempi biblici. Anche questo un altro patto tacito tra le due popolazioni, che sembrano non avere più alcuna voglia di tornare a vivere insieme. Cecoslovacchia 1988, 2 studenti di matematica e scienze, Eduard Kuchera e Pavel Baudiš, già destinati a lavorare per il Partito Comunista nel settore della fisica, trovarono all'interno di un floppy disk il virus Vienna e insieme svilupparono il primo programma per rimuoverlo. Nacque così la cooperativa Avast, diventata poi una vera e propria società antivirus, un colosso che conta oggi 500 milioni di utenti nel mondo, quasi 900 milioni di fatturato, circa 2000 dipendenti, la metà dei quali a Praga. Tra loro, nel quartier generale, un palazzo moderno, tutto vetri, un giovane italiano, un padovano, Stefano Tognon, 45 anni, laurea in astronomia alla Città del Santo, poi una vita all'estero. Per 17 anni a Dublino, analista in una società informatica, 2 anni e mezzo fa la scelta di rimettersi sul mercato. A chiamarlo fu subito Praga. La Repubblica Ceca è molto all'avanguardia riguardo il settore IT, soprattutto anche perché ci sono delle agevolazioni fiscali, perché l'educazione è a livelli comunque molto elevati e investono molto nel settore scientifico, ingegneristico. In Avast sono manager di un team, faccio ottimizzazione dei siti web di Avast. In pratica quello che faccio sono delle analisi sulle pagine dei siti web che noi presentiamo agli utenti. L'IT, Information Technology, è forse il settore più vivace del paese, formazione in crescita, salari buoni. Io ho iniziato in Avast 2 anni e mezzo fa, ero da solo, ora il mio team comprende 5 persone, ci siamo ingranditi di 5 volte e sto continuando a cercare personale. Normalmente può durare un numero di mesi trovare la persona giusta, che può variare dai 6 agli 8 mesi. Le selezioni, specie per i ruoli strategici, sono molto dure. I colloqui, fatti in più step, arrivano a durare anche 7 ore. Personale altamente qualificato per una società in cui 27 anni fa un allora giovanissimo dipendente, Audrey Vlecek, allora poco più che adolescente, scrisse il primo programma antivirus per il sistema operativo Windows 95 e oggi è lo CEO. Of course we operate in high tech industry, Noi operiamo nell'industria high tech dove le persone qualificate non sono mai abbastanza, ma essendo ora una compagnia internazionale cerchiamo persone in tutto il mondo. 1/3 dei nostri dipendenti lavorano fuori dalla Repubblica Ceca, ma il cuore, con il personale più specializzato e tecnico, resta qui, a Praga e a Brno.
La società è destinata a crescere. Lo scorso agosto si è fusa con il colosso americano della sicurezza online Norton Symantec. Del resto, la protezione dei dati online è forse uno degli obiettivi più importanti per tutti i paesi del mondo. Secondo recenti statistiche, in questi 2 anni di pandemia gli attacchi informatici sono aumentati del 238%. Le persone sono diventate molto più dipendenti da internet durante la pandemia e per molte persone, quelle più anziane, è stato anche il debutto nell'uso di queste tecnologie. Penso a gente come mio padre che ha iniziato a comprare online per la prima volta adesso, all'età di 80 anni. E tutto questo ha incrementato le opportunità per i bad guys, per i cattivi di approfittarsene. La VAST ha una fondazione benefica attiva da oltre 10 anni che nel 2020 ha donato $25 milioni alla scienza per la lotta contro il Covid. Era l'aprile del 2020, appena un mese dopo che il Covid era comparso in Europa. Eravamo in una situazione molto ambigua, non sapevamo se il virus ci avrebbe uccisi tutti o se era la nuova influenza spagnola con migliaia di morti o cos'altro. Insomma, abbiamo pensato che era il momento giusto per investire nella ricerca e nella creazione di un vaccino. Un incontro definito dagli stessi protagonisti un successo, quello di Sofia, tra il primo ministro bulgaro Kirill Petkov e l'omologo della Macedonia del Nord Dimitar Kovacevski. Entrambi imprenditori con la passione della politica, esponente del partito anticorruzione trionfalmente eletto a dicembre scorso il primo, socialdemocratico nominato un mese fa, dopo il cambio di maggioranza il secondo. Crisi energetica, pandemia e infrastrutture tra le priorità programmatiche che accomunano i leader. Tra le 2 regioni non c'è solo la volontà di migliorare le relazioni di vicinato, c'è la necessità di superare decennali controversie identitarie. È la segreta speranza della Macedonia, che non vede decollare il suo cammino verso l'Unione Europea, proprio per il veto posto dalla Bulgaria. Anche per questo, qualche giorno dopo il suo insediamento, Kovacevski ha invitato a Skopje il premier bulgaro. Voglio sottolineare che questo è un successo perché solo la settimana scorsa, nel nostro primo incontro a Skopje, abbiamo deciso di lavorare insieme su temi come l'istruzione, le infrastrutture, l'innovazione, tutto ciò che per i nostri cittadini significa migliore comunicazione, migliori rapporti e migliore cooperazione economica, al fine di rendere questa regione una regione con un migliore tenore di vita per i suoi cittadini. Il vertice bulgaro è stata anche l'occasione del primo incontro congiunto dei rispettivi governi sulla strada della nuova cooperazione. Più concretamente, aprire valichi di frontiera, attivare voli commerciali, attuare meccanismi di trasparenza sugli investimenti, oltre a 3 memorandum su trasporti, agricoltura, sostegno alle imprese. Le nostre relazioni prima del nostro incontro nella Repubblica della Macedonia del Nord erano al punto più basso. Quello che abbiamo raggiunto dopo solo 2 settimane di lavoro insieme è molto incoraggiante. Il fatto che tu sia venuto con il tuo intero governo per lavorare con i nostri ministri nei diversi settori fa capire come le nostre relazioni poggeranno su un lavoro reale, incontri reali, in attesa di risultati reali. Francia, Germania e Stati Uniti premono perché la Bulgaria tolga il veto sulla Macedonia. Le dichiarazioni di Kirill Petkov sembrerebbero aprire spiragli. Questo lavoro costruttivo sostituirà il nazionalismo, l'incitamento all'odio, il comportamento discriminatorio e mostrerà cosa si può ottenere quando ci sono persone da entrambe le parti che vogliono raggiungere rapporti di buon vicinato con un lavoro concreto e obiettivi chiari. Un auspicio è un monito insieme. Il nuovo corso potrebbe ancora infrangersi contro il muro di vicendevoli antichi addebiti. Sofia accusa Skopje di retorica antibulgara e chiede per la sua minoranza in Macedonia un riconoscimento costituzionale. Skopje a sua volta accusa Sofia di non voler neanche ammettere l'esistenza di una minoranza macedone in Bulgaria. Petkov e Kovacevski provano a mettere mano anche al nodo della storia contesa e dell'eroe che le rappresenta. Per il 150° anniversario della nascita di Goce Delchev, di rivoluzionario,
anti-ottomano, figura identitaria reclamata da entrambe le repubbliche, una delegazione bulgara guidata dalla ministra degli esteri Teodora Jankovska è arrivata a Skopje per prendere parte per la prima volta alle celebrazioni al fianco delle autorità macedoni.